Siamo davvero orgogliosi quest'anno di aver avuto modo di ospitare la comunità catanese, l'opinione pubblica e tutti coloro i quali sono ancora interessati a scoprire in quale maniera si rinnovi di anno in anno questa manifestazione che è giunta al suo quarto anno. In un'epoca di protagonismi, di egoismi, organizzare un evento del genere è anche una prova di sinergia tra le varie componenti, studenti, professori, collaboratori, la dirigenza, quindi è stata una grande prova di collaborazione, di solidarietà e soprattutto di confronto, di condivisione, che sono fondamentalmente, tralasciando l'aspetto didattico, i valori alla base della formazione classica. Educare i giovani che entrano qui, bambini e tredicenni, ed escono uomini, donne e uomini del futuro, alla cultura del confronto, dell'onestà, della chiarezza, della trasparenza, e poi soprattutto non possiamo tralasciare quelli che sono i valori fondamentali dal punto di vista didattico. Oggi si tende a considerare lo studio umanistico come uno studio superficiale, irrilevante, per certi aspetti superfluo, quasi, come diceva prima il professore Napoli, da eliminare. Sicuramente la notte del liceo classico è un'occasione, un'opportunità per noi studenti di metterci in gioco e soprattutto per far riscoprire tutti quei valori, tutte quelle accortezze che noi studenti del liceo classico ogni giorno, traducendo i classici, studiando gli autori, possiamo capire, possiamo ovviamente prendere tutti quei valori, tutte quelle conoscenze dal passato, e quindi questa notte è una nostra opportunità per permettere a tutta la città, a ogni studente o persona che ha voglia di visitare la nostra scuola, poter con questo percorso riscoprire l'antica Grecia e l'antica Roma.